Buon pomeriggio, benvenuti a Salute e Prevenzione, altra puntata. Oggi diciamo che la facciamo così, tirando un po' il fiato per far vedere di meno la pancetta, perché abbiamo in studio un ospite graditissimo che ritorna in studio da noi, è Daniele Basta, nutrizionista. Insomma, da guardare, non dico con sospetto, però con attenzione, perché riesce a cogliere tutte le sfaccettature della nostra alimentazione. L'alimentazione è alla base della nostra salute, del benessere, è importante anche quando si hanno problemi di salute legati ad esempio alla pressione oppure al diabete, ma a tante altre tipologie e patologie. Parleremo di dieta, di dimagrimento, di regime alimentare sano, naturalmente, di dieta mediterranea e di altri argomenti correlati. Il nostro numero di telefono è lo 0984 152 5322, c'è anche il numero in sovraimpressione per i messaggi WhatsApp. Daniele Basta è a vostra disposizione per dispensare dei consigli. Alimentazione, salute e prevenzione. Salute e prevenzione è il nostro slogan, il nostro titolo. Abbiamo anteposto la parola alimentazione perché la salute e la prevenzione passano anche e soprattutto dall'alimentazione. Buon pomeriggio, Daniele. Buon pomeriggio a tutti e grazie ancora di avermi dato la possibilità di essere qui presente. Giusto, perché l'alimentazione, come hai detto, è comunque oggi un fattore fondamentale sia in ottica di prevenzione che in ottica di salute generale dell'organismo. Basti pensare che, come dimostrano ormai gli studi da ormai un decennio, l'alimentazione scorretta è al primo posto tra i fattori causa di mortalità della società occidentale come la nostra, tra cui che riguarda soprattutto le condizioni croniche, quali condizioni cardiovascolari, diabete di tipo 2, patologie neurodegenerative, tumori e insomma in tutto ciò l'alimentazione scorretta ha superato il tabacco, il fumo di sigaretta, che si trova ora al secondo posto tra i fattori causa di rischio di mortalità. Quindi sì, è assolutamente fondamentale oggi intraprendere un regime alimentare sano, non solo per raggiungere e mantenere un peso in salute, ma soprattutto in ottica di prevenzione. Certo, e nelle nostre trasmissioni abbiamo sempre toccato l'argomento alimentazione. Qualsiasi argomento trattassimo, siamo finiti a parlare di alimentazione, perché è sempre una componente fondamentale. La dieta è una parola che... Terrorista. Sì, infatti. Io la definisco una parola terrorista, almeno nell'accezione moderna del termine, perché se prendessimo in realtà l'accezione greca, beh, significherebbe tutt'altro, significherebbe stile di vita, è quello che un regime alimentare sano dovrebbe essere per ognuno di noi. Oggi la parola dieta è terrorista perché è spesso associata a sacrificio, privazione, tempo limitato, emozioni negative sono a dieta. Per quanto tempo? E poi? In realtà no, il regime alimentare sano, almeno secondo le evidenze scientifiche, è comunque un qualcosa che bisognerebbe portare avanti per tanto tempo, per la propria vita. Ripeto, non solo nel mantenere un peso in salute, ma soprattutto in ottica di prevenzione. E in questa direzione le evidenze scientifiche sono chiare. Anche perché nel regime alimentare sano ci si può concedere, fra virgolette, alimenti che fanno parte del nostro immaginario, no? La pizza, Certo, per esempio, ne parliamo dopo. Certo, ma infatti mangiare in maniera sana non significa escludere gruppi alimentari o alimenti che comunque fanno parte della realtà moderna come la pizza, che di per sé comunque io consiglio sempre almeno una volta a settimana. In realtà ecco, anche la pizza, se fatta con farine integrali, con la salsa di pomodoro senza zuccheri aggiunti, con verdura, può essere anche un alimento, un prodotto finale dalle proprietà nutrizionali interessanti, magari rispetto a tanti altri prodotti che oggi sono sul mercato. Non bisogna rinunciare alla pizza in un regime alimentare sano, assolutamente. È chiaro che chi si approccia al nutrizionista, al di là del regime alimentare sano, ha anche l'obiettivo, in molti casi, di dimagrire, perdere peso. Sì, perché oggi l'accezione di dieta è proprio quella di dimagrimento, è quella di perdita di peso
e oggi spopolano queste diete restrittive, eccessivamente restrittive, magari ecco, saltando dei pasti o, ripeto, restringendo tantissimo l'introito calorico e lasciando comunque il rischio di danni per l'organismo, come deficit nutrizionali, perdita di massa muscolare e comunque poi, ecco, qual è la cosa più negativa? È che non si correggono le reali abitudini scorrette e soprattutto si riacquistano in pochissimo tempo i chili persi, che per lo più quando si eseguono queste diete restrittive appartengono a liquidi, sono liquidi che l'organismo lascia e che fanno apparentemente perdere questi chili in maniera più veloce, ma tutto ciò è fine a se stesso. C'era una volta un film, 7 kg in 7 giorni, Montesano mi ricordo. Me lo ricordo bene. Quella bellissima commedia, però... Belle scene, però ecco, ricorda un po' questa accezione moderna del termine dieta, perché ecco, lasciami anche dire un altro concetto. Si sta un po' perdendo il concetto di cibo, il concetto di convivialità, perché spesso ecco, si è accecati dalla foga di voler perdere peso immediatamente, devo perderli questi chili, allora mi metto a dieta, ecco, magari non pensando ai reali effetti che può avere il cibo sulla salute, perché si pensa al cibo oggi come calorie, come carboidrati, come proteine, come grassi, ma non sono tutti uguali questi carboidrati, queste proteine e questi grassi e hanno effetti differenti sulla salute. Si vuole perdere peso, basta un deficit calorico, introdurre meno calorie rispetto a quelle spese a livello giornaliero, creare un bilancio energetico in negativo, si perde peso. Ma come? Bisogna, ecco, alla base di tutto, rieducarsi a un'alimentazione sana, imparare ad acquisire consapevolezza del cibo, imparare a educarsi a un'alimentazione sana, a conoscere gli effetti che ha il cibo sul proprio organismo nel breve e nel lungo termine, perché ecco, questo credo che sia il tassello fondamentale in ottica di salute e di prevenzione, proprio per i motivi che abbiamo detto prima. Quali sono gli errori più comuni che commette chi si approccia ad una dieta? Gli errori più comuni sono quelli di, ecco, per esperienza personale, almeno tante volte ecco, ho sentito eliminare gruppi alimentari come i carboidrati, tra virgolette, ecco che poi la parola carboidrati significa tutto e non significa niente, magari gente che elimina pane, pasta, frutta perché li ritiene carboidrati, e perde peso velocemente, è vero, perché l'organismo utilizza come fonti, in quel caso i carboidrati, le scorte di glicogeno a livello epatico, a livello muscolare, si sgonfiano i muscoli, quindi perde liquidi, ma poi una volta che ricomincia a mangiare la pasta, ricomincia a mangiare il pane, si ha il riacquisto di peso, molto spesso anche con gli interessi, quindi l'eliminazione di gruppi alimentari, il saltare i pasti. Ma questa sera, oggi magari salto il pranzo o salto la colazione così evito un pasto. Ecco, ma la gente deve essere educata da questo punto di vista, perché gli studi dimostrano che fare colazione, ad esempio, permette di introdurre inconsapevolmente meno calorie nei pasti successivi della giornata, sia a pranzo che a cena, quindi ha anche un valore strategico. Poi quello che si mangia a colazione è tutto un altro discorso. Però in questo modo, ecco, sono errori comuni che non risolvono il problema di fondo di un'alimentazione scorretta. E poi ci sono i deficit nutrizionali, perché escludendo magari gruppi alimentari, eliminando cibo in maniera aleatoria, e così si cade in pericolosi deficit, e tra questi, ecco, i più diffusi sono ad esempio il deficit di ferro, spesso in donne, bambini, anziani, il deficit di B12 per coloro magari che escludono i gruppi alimentari di origine animale, deficit di vitamina D, però lì l'alimentazione diciamo, è molto relativa in quanto dipende molto dall'esposizione solare, però deficit di iodio ad esempio,
Quindi ecco, si incorre in questi deficit che a lungo andare possono avere effetti negativi sullo stato di salute dell'organismo, senza Quindi anche dal dubbio. punto di vista estetico, penso per esempio alla salute dei nostri capelli. Certo, la perdita di capelli può essere un effetto negativo di un'alimentazione deficitaria in micronutrienti molto restrittiva. Quindi sono piccoli segnali che ecco, fungono da campanello d'allarme che qualcosa non sta andando come in realtà dovrebbe essere. Certo, a volte non si fa per scelta, però il nostro regime di vita si scontra con il regime alimentare sano. La colazione riusciamo a farla quasi tutti, salvo qualche categoria, però per esempio noi giornalisti quando ci dicono buon appetito, noi della televisione, quando a quell'ora siamo sempre presi, oppure riusciamo ad alimentarci in modo così sommario, quindi fra rosticceria, un panino, una cosa che... Molto fast. Purtroppo Molto sì. fast. Ecco, in questo realtà, caso cosa si può fare per ovviare a questo regime che salta immancabilmente? il mio primo consiglio è quello di pianificare, quindi organizzare le proprie giornate, organizzare la propria alimentazione, perché ecco, il consumo di alimenti di questo tipo, pizzette, panini, roba comunque processata, ogni tanto non ha mai fatto male a nessuno occasionalmente, però se diventa un'abitudine può avere effetti molto negativi, non solo sull'acquisto di peso, perché si tratta di alimenti, di prodotti più che altro finali ad elevata densità calorica, sono calorie anche altamente biodisponibili e quindi si tende a prendere peso, diciamo, anche in maniera semplice, ma tutto ciò può avere effetti sulla salute metabolica dell'organismo, in quanto si tratta di farine processate, di grassi saturi, di sodio e tutto ciò può influire comunque negativamente. Ecco, quindi pianificare le proprie giornate, rieducarsi a un'alimentazione sana, quindi magari, ecco, ritagliarsi anche del tempo per se stessi, perché mezz'ora di pausa pranzo è sacrosanta per chiunque e deve esserlo per chiunque. Lo so. Quindi, Salvo che sì, ci sono diverse categorie che non possono farlo perché quindi bisogna... E in questo caso organizzarsi e portare qualcosa da casa in maniera comunque ben preparata, della quale si ha contezza degli ingredienti e degli alimenti che sono stati utilizzati, dei condimenti, è un qualcosa già che fa fare un passo avanti. E poi devo dire che anche molti locali oggi si stanno organizzando per offrire alternative più salutari alle convenzionali pizzette, merendine, insomma. Devo dire che ci stiamo evolvendo. Ci stiamo evolvendo anche in questo senso. Ha portato delle grafiche, delle JPEG che possiamo mostrare, non so da cosa vuole iniziare. Qualche immagine, e più che altro possiamo parlare, ecco, questo, ecco, esatto, allora questo riguarda più che altro perché quando si parla di regime alimentare sano, ecco, mi viene subito in mente la dieta mediterranea. Spesso la dieta mediterranea si pensa a 3 alimenti come salumi, formaggi e pasta al pomodoro, ma in realtà la dieta mediterranea è tutt'altro. E come regime io mi riferisco alla dieta mediterranea italiana di riferimento, quella che è proprio calabrese, nacque a Nicotera e secondo questo tipo di regime che ecco, venne comunque scoperto da Ansel Keys negli anni 60 quando lui stava conducendo il Seven Country Study che mirava a trovare l'associazione tra alimentazione e patologie cardiovascolari, ecco negli anni 60 Ansel Keys si rese conto che a Nicotera era una delle 3 cittadine italiane che erano state scelte per lo studio insieme a Crevalcore e Montegiorgio, ecco, si rese conto come a Nicotera c'erano i più bassi tassi di condizioni cardiovascolari d'Europa insieme a Creta. Nicotera e Creta erano i 2 posti negli anni 60 dove Grecia e Magna Grecia. Esatto, dove si moriva meno di cuore. E allora, insomma, da lì nacque la dieta mediterranea italiana di riferimento che era caratterizzata proprio dall'alimentazione della popolazione di Nicotera, ovvero un'alimentazione caratterizzata dal consumo prevalente di cereali integrali, legumi, verdura, frutta, soprattutto agrumi, insomma roba del territorio, anche molta territorialità, anche perché abbiamo dei prodotti calabresi dalle proprietà nutrizionali importantissime, e, ad esempio l'uso del bergamotto, ora mi viene in mente, lì all'epoca era molto utilizzato. E pochissima carne, tanto pesce, pochi formaggi e olio extravergine d'oliva.
Quindi questo regime era associato ad a un tasso di condizioni cardiovascolari quasi inesistenti all'epoca. Infatti non c'erano né sovrappeso, non c'era obesità. C'è da dire che la popolazione di Nicotera all'epoca faceva 7 km all'andata e 7 km al ritorno a piedi per andare a lavorare ai campi e comunque mangiava pasta a pranzo, pasta a cena, pane, però non erano pasta e pane convenzionali, era la black pasta e la black bread, viene definita negli studi, quindi era nera, era integrale, non era di farina processata, era, attenzione, di farina poco lavorata, ricca di fibre, quindi ricca di minerali, di magnesio, che è molto differente dalla farina 00 che oggi viene utilizzata convenzionalmente sia per la pasta che per il pane, caratterizzata anche da un impatto glicemico di gran lunga peggiore. Quindi, ecco, i carboidrati c'erano, erano alla base della dieta di Nicotera, ma erano carboidrati che, diciamo, differenti da quelli che oggi vengono utilizzati nella maggior parte dei prodotti processati e industriali. Possiamo vedere altre diapositive? Ah, ok. Questa è un'altra diapositiva perché, ecco, molti, come ho detto in precedenza, si apprestano a perdere peso velocemente attraverso diete restrittive, diete estreme, ma può veramente un modello alimentare errato indurre un disturbo al comportamento alimentare? Queste immagini sono tratte da uno studio, ecco, che è stato condotto negli anni tra il 44 e il 45 da Ansel Keys, il Minnesota Starvation Experiment, in cui l'obiettivo principale era proprio questo di valutare gli effetti fisiologici e psicosociali della restrizione calorica. Quindi questi adulti erano stati sottoposti a una fortissima restrizione calorica per tanto tempo e sono stati seguiti in un laboratorio, quindi per vedere gli atteggiamenti e per vedere anche come cambiava la fisiologia dell'organismo. Bene, i risultati hanno evidenziato come questa fortissima restrizione calorica, quella molto simile che oggi mettono in pratica per molte persone per perdere peso velocemente, era associata a un'insorgenza di disturbi del comportamento alimentare. Aggressività, immagino. Sì, anche nervosismo, ma più che altro, ecco, attacchi di bulimia, soprattutto nel post-studio. Nel senso, una volta che era stato riacquistato il peso, c'era una maggiore insorgenza di bulimia, di anoressia fra i partecipanti e c'era quindi una sorta di instabilità. Instabilità, c'era stato un risvolto negativo dal punto di vista psicologico e non c'è da meravigliarsi oggi come siano in aumento i disturbi del comportamento alimentare anche in soggetti over 40, over 50 e diete restrittive purtroppo possono essere di questo tipo, che vengono messe in atto, ripeto, per perdere peso velocemente, possono essere una scintilla a scatenare tutto questo. Quindi, ecco, anche da tutto ciò il consiglio che voglio dare è quello di non praticare queste diete estreme, iperrestrittive, ma più che altro è sempre bene educarsi a un'alimentazione sana, a conoscere il significato del cibo e gli effetti che ha il cibo sulla propria salute, senza restringere più di tanto, perché ecco, poi gli effetti sono anche a livello psicologico. Oggi la dieta mediterranea è riconosciuta, è estesa, è un modello alimentare? Sì, la dieta mediterranea è, ecco, come dicevo prima, questa di riferimento italiana, poi gli studi hanno evidenziato essere associata a un ridotto rischio di mortalità in generale, ma soprattutto dal punto di vista cardiovascolare, a una riduzione del rischio di condizioni neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer, a una riduzione del rischio di diabete. Però ecco, c'è da dire che la dieta mediterranea anche a Nicotera stessa, e ho portato anche una slide al riguardo, è cambiata dagli anni 60 agli anni già 90, nel senso che era diminuito l'apporto comunque di carboidrati da fonti integrali, come cereali integrali e legumi, era aumentato l'apporto di grassi saturi e di proteine animali, quindi c'era anche una maggiore diffusione nella popolazione di alimenti processati, di cibi industriali, e quindi ecco, c'è stata una sorta di shift, un passaggio da un regime alimentare associato a basso rischio cardiovascolare ad un aumento progressivo non solo del rischio cardiovascolare ma anche di condizioni tumorali.
Certo, l'evoluzione, insomma, perché immagino che non abbiano più fatto i 7 chilometri quotidiani. Anche le macchine, noi, Sì. le automobili. È cambiato anche il modo di lavorare, perché Sì, la terra si vero. coltiva in un altro modo e comunque con meno persone e soprattutto meno italiani che si dedicano a queste Un'altra attività. problematica. Queste attività. I fattori di rischio, vedevo un'altra schermata, un'altra slide. Non so se riusciamo a recuperare quella sulla Sulla dieta evoluzione. mediterranea, sì. Questa, ecco, che evidenzia come da uno studio, questo del 2018, ecco, i dietary risks, ovvero l'alimentazione scorretta, è al primo posto tra i fattori di rischio di mortalità della società occidentale. Quello che si diceva prima sopra Esatto, il tabacco. Esatto, al secondo posto c'è il tabacco, al terzo l'ipertensione, però ecco, l'alimentazione scorretta ha superato tutti. Cioè, Poi l'ipertensione, che è al terzo posto, è anche correlata. causa e effetto delle prime due, perché sia il tabacco che l'alimentazione errata portano a un alzamento della pressione sanguigna. Soprattutto per quanto riguarda l'apporto di sodio, che oggi in un calabrese medio è oltre il doppio della quantità raccomandata dall'OMS. Quindi il calabrese consuma il doppio del sale. Ricordiamo anche, ecco, che le fonti principali di sodio non sono correlate all'utilizzo del sale iodato, ma sono ad esempio i prodotti da forno, pizza, sandwich, carne processata, salumi, quindi gli snack salati, la carne, i formaggi. Quindi già ad esempio mangiando un panino di medie dimensioni con salume e formaggio già si oltrepassa quasi la metà del fabbisogno giornaliero di sodio di un adulto sano, quindi bisogna prestare tanta attenzione perché purtroppo il sodio è un fattore di rischio riguardo soprattutto all'ipertensione e oggi l'ipertensione è la condizione cronica più diffusa, quindi il mio consiglio è di ridurre l'apporto di questi alimenti, non tanto quello del sale iodato da cucina, che può fermarsi anche a 3-4 grammi al giorno, così come la raccomandazione OMS, in quanto comunque rappresenta una fonte di iodio, anche per la corretta funzionalità tiroidea, però nel contempo ridurre tutti questi prodotti che sono un'immensa fonte di sodio. Certo. Io non so se siamo in pubblicità, possiamo lasciarci qui e ci rivediamo fra pochissimo per la seconda parte di salute e prevenzione. Di nuovo in studio ci siamo addentrati nei meandri dell'alimentazione sana, naturalmente abbiamo evidenziato con il dottor Daniele Basta gli errori che si commettono quando si parla di dieta, questa brutta parola, questa accezione negativa che vogliamo sostituire invece con alimentazione sana, salutare. Ci piace di più anche perché, come dicevamo, una dieta è limitata nel tempo, può essere limitata nel tempo perché si tratta di un sacrificio per raggiungere un obiettivo, ma l'obiettivo deve essere poi mantenuto nel tempo e si mantiene nel tempo soltanto con una costanza nell'alimentarsi in modo sano, senza grandi privazioni, senza grandi sacrifici, ma stando attenti appunto a dosare le varie componenti del cibo. La domanda, visto che ci occupiamo spesso di Covid, è quanto il Covid, prima il lockdown, la pandemia in generale hanno influito sulla sana alimentazione. Penso molto perché su tutti noi ha avuto un effetto, intanto la stasi, il non poter fare attività fisica in un momento o comunque diminuirla, non in tutti naturalmente. Poi il fatto che vivendo a casa, vivendo più la famiglia, si era portati quasi a compensare quel vuoto delle altre attività con l'alimentazione, diventava un momento conviviale, magari si sperimentavano cose che non si era mai fatto prima, il consumo di farina per la pizza, ricordo che era diventato quasi un rituale delle famiglie, quasi come quella di esporre i cartelloni con il ce la faremo a fare la pizza, era un po' questo sicuramente il motto. Sì, perché ci sono gli studi comunque ad evidenziarlo, il lockdown ha inciso tantissimo sulle abitudini alimentari degli italiani e anche in tutto il mondo in generale, lo stare chiusi in casa, lo stato d'ansia costante veicolato anche molto spesso dal terrorismo mediatico. Ecco, in questo caso molti questa slide che sì,
ne parliamo fra poco di questa, sì. In realtà, ecco, tutto ciò ha inciso negativamente sulle scelte alimentari, almeno nella maggior parte dei casi, perché ecco, c'è anche chi ha colto tutto questo come un'opportunità in realtà per poter pianificare meglio i propri pasti, per potersi educare a un'alimentazione sana, quindi organizzarsi meglio nella scelta degli alimenti. E in tal caso gli effetti non sono stati negativi. Che ha fatto lo smart working, ad esempio, avendo più tempo, si è come programmato, quello che dicevamo prima, la programmazione. Esatto, però per molti invece lo stare in casa, lo stato d'ansia, anche, ripeto, veicolato da questo terrorismo che c'era, mediatico, ecco, ha influito molto negativamente sulle scelte alimentari delle persone, innescando in alcuni casi anche un aumento dei disturbi del comportamento alimentare. E tutto ciò ha influito negativamente sul peso e sulla salute dell'organismo. Non poter, per esempio, esercitare sport di squadra quando le strutture erano chiuse ha peggiorato le cose. In media i suoi pazienti quanti chili hanno preso? In media devo dire 3-4 kg mediamente, però c'è chi magari ne ha preso di più, sui 6 addirittura, o c'è chi, ripeto, ha colto tutto questo come un'opportunità e attraverso comunque un programma alimentare, un'educazione alimentare, ha imparato a mangiare meglio con questo tempo a disposizione stando a casa, ecco, ha colto la palla al balzo e invece ha perso peso. Adesso sta rientrando questa situazione, lei cosa nota rispetto... Sì, sto notando che insomma sembra che le scelte alimentari siano comunque migliorate e sia aumentato sicuramente il movimento, quindi c'è meno sedentarietà rispetto ai tempi più bui che abbiamo passato. Però ecco, ripeto, il fattore aumento di peso che c'è stato non deve passare in secondo piano, ma deve essere, ripeto, uno stimolo in più a rieducarsi a un'alimentazione sana per stare meglio ora e in futuro. Per fortuna stiamo vedendo una tendenza anche a fare più sport, il footing, la bicicletta, il padel. Va tantissimo il padel. Sì, no, io non gioco a padel. Si brucia tanto col padel, immagino? Sì, dipende dal ritmo, dipende dalla durata, insomma. Il dispendio calorico è sempre molto difficile da stimare in questi casi. Bene, c'è un'altra correlazione con il Covid e l'alimentazione. Lei ha eseguito degli studi proprio nel periodo della pandemia, abbiamo visto una schermata, la riproponiamo adesso, che collegano l'eccessivo uso di sale con il pericolo di contrarre la malattia in forma grave. Sì, diciamo che è stato uno studio ipotetico che ho scritto insieme alla dottoressa Latinovic della University of Maryland, dell'Institute of Human Virology proprio di Baltimora, dove io ho condotto negli anni passati il mio dottorato di ricerca. E dallo spunto che determinati studi mi hanno... Ecco, ho preso spunto dal fatto che è evidente in letteratura scientifica come il sale in eccesso sia in grado di iperstimolare, di rendere più aggressive alcune cellule del nostro sistema immunitario, quale le T helper 17, che d'altronde sono quelle cellule che risultano aggressive durante il distress respiratorio, ovvero l'ARDS, il famoso ARDS, l'Acute Respiratory Distress Syndrome, delle complicazioni da Covid, sono coinvolte comunque queste T helper 17 che sono più, ecco, fanno parte di questo cytokine storm, di questa tempesta di citochinica, alla quale prende parte in maniera costante l'interleuchina 17, che è questa citochina proinfiammatoria secreta queste cellule T helper 17. Il sale cosa fa? E questo è stato visto in studi passati, riesce a rendere più aggressive queste cellule T helper 17, innescando una produzione maggiore di interleuchina 17, e tutto ciò può avere risvolti negativi nelle complicazioni respiratorie nei pazienti in Covid-19.
E tutto ciò è nato anche perché molti studi dimostrano come ci sia una correlazione tra l'introito di sale e, ad esempio, un maggiore rischio di autoimmunità, perché queste cellule TLPR17 sono anche quelle cellule del nostro sistema immunitario coinvolte nelle risposte autoimmuni. È stato visto nella sclerosi multipla, è stato visto nella psoriasi, nell'artrite reumatoide, e diete ad elevato contenuto di sale hanno un maggior rischio di autoimmunità. E tutto ciò, ecco, si correla un po' a questa risposta proinfiammatoria anche in Covid-19 durante la complicazione respiratoria. Quindi è consigliabile ridurre comunque l'apporto di questi cibi salati dei quali abbiamo parlato prima d'altronde e che oggi sono un fattore di rischio anche per quanto riguarda l'ipertensione. Per tanti motivi. Sì. Anche per questo lo studio è in corso, chiaramente ci sono dei risultati iniziali. Sì, questo è nato come ipotesi e ora ovviamente si sta portando avanti. Io sono qui, però lì in America ci stanno pensando in maniera un po' più approfondita sicuramente. Spulciando nelle schermate abbiamo visto la dieta di Okinawa, che è una località giapponese dove la popolazione raggiungeva delle età straordinarie. Sì. Ecco, e vediamo questo... ecco, sì, questa è una tabella che è stata estrapolata da un lavoro. Okinawa è una delle blue zones, ovvero quelle regioni del mondo dove c'è maggiore longevità. E ecco, ci tenevo tanto a far vedere questa slide perché, come potete vedere, la maggior parte dei nutrienti durante l'introito giornaliero degli adulti nella popolazione di Okinawa negli anni 50 proveniva dai carboidrati. Ecco, la fascia blu, quindi Esatto. la maggior parte della torta. I macronutrienti erano così suddivisi, pochi grassi, poche proteine e tanti carboidrati. E cosa mangiavano in Giappone? La pasta o il pane? Riso. Riso, Riso, ecco. però era riso meno raffinato rispetto a quello moderno, cereali integrali, orzo, farro, legumi, un regime prevalentemente vegetale, poca carne, pesce. In questa slide si evince la differenza di mortalità cardiovascolare tra Okinawa in nero, Giappone in bianco, Stati Uniti in grigio, con 3 pattern differenti di regime alimentare. Non solo per quanto riguarda, ecco, la prima fascia riguarda proprio le condizioni cardiovascolari, la seconda il tumore al colon, il tumore alla prostata, tumore mammario e anche il linfoma. E Okinawa è... Insomma, sì, più tassi bassa bassissimi in mortalità rispetto... per tutte queste patologie che invece nei primi 2 casi sono elevatissimi nelle altre... Sì, diciamo che negli Stati Uniti dove comunque c'è la SAD diet, la Standard American Diet, caratterizzata da cibi processati, proteine animali, grassi saturi, colesterolo, bene, in quel caso è un'alimentazione del tutto differente da quella di Okinawa. In Italia, se non erro, un'area geografica dove si è longevi è la Liguria. È stato fatto uno studio anche in altre regioni italiane dove... Sì, per esempio c'è la Sardegna. La Sardegna è nota per popolazioni longeve, così come alcuni territori della nostra Calabria, Bivongi. Ci sono tanti ultracentenari. Però, ecco, in tutto ciò... Molti pensano alla genetica, lo abbiamo scritto nei geni, ma non è così. Non è così perché... O non è solo così? Non è solo così, è molto relativa la cosa, perché nessuno di noi nasce per avere un giorno l'ipertensione, per avere un giorno il colesterolo elevato, per avere un giorno il diabete. Esiste un'interazione, io posso essere predisposto ad avere geneticamente il colesterolo elevato, però esistono dei fattori ambientali che, ecco, contano per il 70% nell'espressione di quel fenotipo, ovvero di quel carattere che un giorno può manifestarsi. E quali sono questi fattori ambientali? Dieta, attività fisica, stile di vita, fumo, alcol,
E già, ecco, intraprendendo delle scelte salutari si riduce tantissimo il rischio di queste condizioni croniche che oggi sono alla base della mortalità moderna. Abbiamo visto la mappa di Okinawa e allora questi carboidrati, qual è la realtà e qual è il falso mito? Sì, allora il falso mito è che molti pensano, ecco, esiste oggi la carbofobia, la paura dei carboidrati, molti tendono a eliminare in maniera autonoma pasta, pane, frutta, legumi, perché li ritengono fonti di carboidrati, ma carboidrati significa tutto e non significa nulla. Può essere una lenticchia, può essere una fonte di carboidrati, così come può essere un orsetto di gomma, una caramella, una fonte di carboidrati. In realtà esistono vari tipi di carboidrati e non tutti i carboidrati sono uguali e non tutti hanno lo stesso effetto sulla salute. Prima abbiamo mostrato il grafico dei macronutrienti di Okinawa. La maggior parte dei macronutrienti proveniva dai carboidrati. Le popolazioni più longeve fanno dei carboidrati la fonte primaria di energia e di macronutrienti. Ma da dove provengono questi carboidrati? Da cereali integrali, da legumi, da frutta e tutt'altro. Oggi per carboidrati, ecco, purtroppo il problema è che molti alimenti processati e industriali contengono quei carboidrati che invece hanno effetti devastanti sulla salute a lungo andare. Sono gli zuccheri aggiunti, presenti in quasi tutti i prodotti confezionati, anche addirittura nelle passate di pomodoro ho visto dello zucchero aggiunto, o addirittura nel pane ho trovato dello zucchero aggiunto, quindi mettono un po' questi zuccheri ovunque, le farine processate, insomma queste sono le fonti di carboidrati che a lungo andare possono essere problematiche, ma non quelle che ho citato prima, cereali integrali, legumi, frutta. Ecco, da questo punto di vista, ecco, l'introduzione di questi alimenti è associata a maggiore longevità e a minor rischio cardiovascolare. Tant'è che io in una slide ho portato anche le ultime linee guida dell'American Heart Association e dell'European Society of Cardiology, nella quale si evince come deve essere un regime alimentare sano. E devono esserci carboidrati, ma devono essere da fonti come cereali integrali, legumi, verdura e frutta. Vediamo se riusciamo a recuperare queste grafiche. Ecco, qua siamo al sale, poi questo è l'altro studio, dieta mediterranea, Nicotera, poi abbiamo Okinawa, sodio e immunità, abbiamo già parlato, l'eccesso di sodio pure, questo è il Covid, andiamo ancora avanti. Ah, ecco. Questo il rischio sul cancro? Sì, questo è uno studio fantastico, permettimi di dire, è un'evidenza veramente importante. Questo è stato pubblicato su Nature nel 2015, riguarda il rischio di quello che dicevo prima. Noi non nasciamo per avere un giorno il tumore al colon. Oddio, ci può essere sempre un evento probabilistico dovuto a bad luck, come dimostrano alcuni studi, ma in realtà è il fattore ambientale a determinare tutto. In questo studio condotto nel 2015 è stata presa una popolazione africana rurale del Sudafrica, dove l'incidenza di cancro al colon è molto bassa. È una popolazione afroamericana di Pittsburgh. Che hanno fatto? Hanno scambiato l'alimentazione. La famiglia di Pittsburgh ha cominciato a mangiare come mangiava la famiglia africana del Sudafrica, e la famiglia sudafricana ha cominciato a mangiare come mangiavano a Pittsburgh. Che è successo? È successo che solo dopo 2 settimane, ecco, sull'epitelio del colon della famiglia africana, che aveva cominciato a mangiare come la Western Diet, ricca di alimenti processati, farine processate, proteine animali. Ecco, vedete quei puntini, si notava una iperplasia dell'epitelio intestinale a livello del colon. Ecco, quelli sono i tassi di proliferazione epiteliale a livello del colon. Lì c'è la proliferazione di queste cellule.
mentre tale proliferazione era scomparsa invece nella popolazione di Pittsburgh, Quindi nella famiglia, dopo solo 2 settimane. E com'era l'alimentazione della famiglia africana? Era prevalentemente vegetale, ricca di carboidrati, cereali integrali, legumi, frutta, verdura, poche proteine animali. Già, ecco, cambiando l'alimentazione in sole 2 settimane era successo qualcosa a livello intestinale e soprattutto anche per quanto riguarda il microbioma. Era cambiata la composizione dei batteri che erano all'interno di questo grande organo, si può definire, che è il microbioma. Quindi tutto ciò poi può influire sullo stato di salute e soprattutto sul rischio di carcinoma al colon. Quindi il cambio di alimentazione è fondamentale, questo fa capire, non a caso è stato pubblicato su Nature, come cambiare le abitudini possa realmente influire sul rischio futuro di queste condizioni. Oggi è 1° marzo ed inizia il mese della prevenzione del carcinoma al colon, quindi argomento molto, molto attuale. C'è un'incidenza molto alta anche in Calabria? Sì, è alta e soprattutto negli ultimi anni è aumentata quasi in maniera esponenziale. E in tutto ciò purtroppo ci sono alimenti che svolgono un ruolo negativo, sono associati, come dimostrano vari studi, a un aumentato rischio, tra cui la carne processata e i cibi processati, in particolare Quindi i salumi? i salumi. Ecco, un consumo eccessivo di salumi è associato, come d'altronde è evidenziato dallo IARC, ovvero l'International Agency for Research on Cancer, ad un aumentato rischio di carcinoma al colon. E d'altro canto invece un maggiore consumo di verdura, di cereali integrali, di legumi è associato a un maggiore fattore protettivo. Quindi questo perché? Perché le fibre che sono contenute soprattutto in legumi, in cereali integrali, a livello del colon vengono fermentate dai batteri amici in acidi grassi a catena corta come il propionato, il butirrato, vengono chiamati short chain fatty acids e questi acidi grassi a catena corta sono in grado di proteggere l'epitelio del colon esplicando azione antinfiammatoria, antitumorale, sono anche in grado di entrare in circolo e esplicare azione antinfiammatoria in tutto l'organismo. Proprio per questo motivo 2 elementi fondamentali, le fibre di questi alimenti e il ruolo del microbioma intestinale nella produzione di questi acidi grassi in ottica di prevenzione tumorale. Purtroppo abbiamo dati importanti che riguardano la Calabria anche per quanto riguarda il diabete, anche quello giovanile. Sì, in questo caso per quanto riguarda questa condizione purtroppo è una condizione che per quanto riguarda l'alimentazione è fondamentale, prestare attenzione. Ripeto, oggi siamo circondati da bevande zuccherate, cibi iperprocessati, cibi industriali e in tutto ciò è facile essere bombardati anche mediaticamente perché purtroppo accendiamo anche la TV e vediamo anche la messa in onda di tanti spot riguardanti queste merendine, cibi che sono un veicolo di zuccheri aggiunti. Ecco, il primo consiglio è quello di ridurne il consumo il più possibile e cercare di introdurre alimenti più naturali, come la frutta. Ad esempio gli zuccheri della frutta sono già differenti rispetto agli zuccheri aggiunti che sono contenuti in questi alimenti industriali. Quindi bisogna voltare pagina per quanto riguarda i nostri ragazzi. C'è questa direzione, è stata presa con convinzione oppure si insiste con le macchinette che... Guarda Gianluca, questa è una cosa importantissima perché io credo che l'educazione alimentare debba partire dall'infanzia e dall'adolescenza. E ancora vediamo in tante scuole distributori con all'interno bevande zuccherate, merendine, ecco, e bisogna insomma mettere un freno a tutto, perché il consumo prolungato, regolare di alimenti di questo tipo purtroppo non si riversa soltanto sull'aumento di peso, ma su forme di condizioni croniche come diabete. Addirittura ci sono studi che evidenziano come oggi gli adolescenti
tendono ad avere il diabete anche ad età inferiore rispetto a 20 anni fa. Stessa cosa, ci sono casi di preipertensione tra gli adolescenti, e tutto ciò è dovuto al consumo massivo di questi prodotti processati. Quindi magari cosa si potrebbe fare? Sostituire questi prodotti confezionati magari con della frutta locale, tipo agrumi, tipo anche prodotti da forno poco processati, quindi integrali, con poco sale, con dello yogurt al naturale, per esempio, frutta secca. Ci sono tante alternative che poi, ecco, devono essere individualizzate in base alle esigenze di ognuno, in base ai gusti, perché esistono i gusti, esistono le preferenze, però è necessario invertire la rotta. Certo, certo. L'alimentazione sana costa? Questa è una domanda alla quale ti rispondo no, dipende più che altro, però è più no che sì. Nel senso, alla base dell'alimentazione sana esistono alimenti di origine naturale ed è prevalentemente vegetale. I legumi hanno un costo molto inferiore rispetto a tanta pasta che oggi è sul mercato, si conservano anche più a lungo, e anche legumi nei barattoli possono essere un'alternativa veloce, sciacquandoli bene, magari rimuovendo il sodio, per pasti un pochino più veloci. Ecco, magari l'alimentazione scorretta di oggi, con il consumo massivo di proteine animali, quali carne, salumi, formaggi, è anche più costosa per certi versi. L'acquisto del formaggio regolare costa, l'acquisto del salume regolare costa, i legumi costano un po' meno. La pasta integrale, è vero, ora molte aziende si stanno adeguando, certo che ora con la crisi ucraina sta crescendo, però diciamo che ora la differenza di prezzo con quella convenzionale è inferiore rispetto a un po' di tempo fa, però non sapremo come andranno le cose. Dipende, ripeto, dipende da quello che si va a scegliere. Sempre bene puntare sugli alimenti del territorio. Ecco, questo è un consiglio che do a tutti. Abbiamo in Calabria ottimi alimenti dalle qualità nutrizionali importanti, è bene sfruttarli, anche per il costo, per il prezzo, per la territorialità, per l'economia territoriale. Quindi cerchiamo di andare su frutta e verdura e legumi del nostro territorio. Ci fermiamo un attimo, fra poco la terza parte, parleremo di altri argomenti che riguardano l'alimentazione, tra poco. Terza parte di salute e prevenzione, stiamo parlando di sana alimentazione con il dottor Daniele Basta e c'è una telefonata, vediamo un po' chi è. Buon pomeriggio, da dove chiama e come si chiama? Pronto? Buon pomeriggio. Possiamo andare avanti allora aspettando che si rimetta in contatto il nostro telespettatore. Volevo parlare dell'alimentazione come componente importante per l'attenzione, per i nostri ragazzi ad esempio che studiano. Ci sono degli alimenti che possono stimolare l'attività? Sì, la verità è sì, che esistono alimenti che possono influire positivamente sulle soglie di attenzione, sulle performance cognitive in generale, e tra questi, ecco, il primo alimento che mi viene in mente sono i mirtilli. I mirtilli sono sensazionali, o comunque quei frutti blu, rossi, viola, che sono ricchi di antocianine, che sono dei composti antiossidanti che, ecco, sono in grado di attraversare, soprattutto per quanto riguarda i mirtilli, che ne sono una fonte particolarmente importante. Che fanno bene anche alla vista o sbaglio? Sì, sì, ma proprio per questo motivo, perché è stato visto come queste antocianine sono in grado comunque di attraversare la barriera ematoencefalica ed esplicare l'azione antiossidante a livello cerebrale, ecco, fungendo anche con un'attività, esplicando un'azione anche neuroprotettiva e anche, ecco, inducendo vasodilatazione e anche in questo caso andando a stimolare la
produzione del fattore neutrofico neuronale, che è importante per quanto riguarda proprio il rallentamento dell'invecchiamento, esatto, quindi è importante. Dove li troviamo i mirtilli? Perché io non I mirtilli abbiamo tante produzioni locali in realtà, perché molti... Si devono consumare freschi? Nel senso, meglio, più tempo passa purtroppo. In che stagione si trovano? Diciamo nella stagione primavera-estate, però già qualcosa comincia ad esserci, però è prematura. Dicevo che i succhi di frutta li abbiamo presi tutti al mirtillo, ma non sono una cosa diversa, insomma. Sì, è diverso perché i succhi di frutta... Ci sono anche gli integratori, che molti oculisti... Sì, esatto, l'estratto di mirtillo, però l'alimento di per sé è insuperabile in quanto è la matrice dell'alimento a far sì anche che queste antocianine possano esplicare questa azione antiossidante. Un altro alimento al quale abbinerei tutto, ad esempio frutta secca come le noci o le mandorle. Le noci in particolare sono una fonte di arginina, che è un amminoacido che può fungere da precursore per la sintesi di ossido nitrico, che è questo composto in grado di indurre vasodilatazione e quindi migliorare anche l'ossigenazione a livello cerebrale. Stessa cosa il cioccolato fondente. E per cioccolato fondente intendo almeno un 85-90%. Questo perché? Perché ho detto tante volte come il latte, gli zuccheri che sono presenti nel cioccolato al latte possono influire negativamente sull'assorbimento dei polifenoli del cioccolato. Del cacao. Del cacao, esatto. E in tal caso quindi è sempre preferibile aumentare la percentuale per avere più polifenoli. Quindi da 85 in poi, da 85 che poi fa bene anche al cuore. Esatto, secondo l'EFSA, che è l'ente europeo di sicurezza sul cibo, 10 grammi di cioccolato fondente al giorno possono garantire quell'apporto polifenolico in grado di esplicare nel tempo azione cardioprotettiva. 10 grammi? 10 grammi al giorno di cioccolato fondente oppure 2 cucchiaini di cacao amaro. In questo caso perché? Gli studi dimostrano come bitter is better, nel senso più amaro e meglio è dal punto di vista polifenolico. Ovviamente certo. Dal gusto probabilmente no, però più amaro e più ci sono polifenoli nel cacao, e questi polifenoli hanno una grande azione antiossidante e antinfiammatoria, sono tra i più potenti presenti in circolazione e, ripeto, sono in grado di indurre la produzione di ossido nitrico che induce vasodilatazione, induce anche una migliore ossigenazione muscolare, tant'è che gli studi mostrano come il cacao amaro sia associato a un ridotto rischio di ipertensione. Devo dire che poi è questione pure d'abitudine, perché il cioccolato fondente anche sopra i 90, mentre le prime volte sembra veramente poco commestibile, poi piano piano ci si abitua. È una questione di adattamento, il palato si adatta, il nostro palato si è evoluto per adattarsi, ma non solo per quanto riguarda la scelta del cioccolato fondente, anche per quanto riguarda l'introduzione di meno sale, abituarsi gradualmente a ridurre il sale nei pasti fa abituare il palato, certo. E una volta magari che si sarà abituato, c'è una assuefazione, diciamo. Un'abitudine. Sì, un'abitudine che... Al contrario, per chi è abituato a mangiare con poco o senza sale, poi andare a mangiare in una famiglia dove si utilizza il sale alla vecchia maniera, risulta quasi ci se ne rende conto, esatto, se ne rende conto subito una persona che mangia senza sale quando va a introdurre più sale del previsto. E il palato si adatta, anche nei confronti dello zucchero. A proposito dello zucchero, ci sono dei sostituti per eliminare appunto il bianco dello zucchero? Sì, possono esserci dei sostituti validi. Sconsiglio i dolcificanti artificiali quali aspartame, ma soprattutto sucralosio, saccarino, acetylsulfame K, il cui introito regolare al posto dello zucchero è associato comunque a disbiosi intestinale. Cos'è la disbiosi intestinale? Un'alterazione nella composizione della microflora intestinale. Significa che questo sucralosio a lungo andare
può danneggiare l'equilibrio tra intestino e microflora e esplicare poi nel tempo effetti negativi. Inoltre alcuni studi evidenziano comunque come comunque l'introduzione di questi dolcificanti artificiali sia comunque associata a obesità e rischio di diabete di tipo 2, quindi sembra esserci comunque una risposta iperglicemica indiretta con l'utilizzo di questi dolcificanti. Escluderei il fruttosio? Assolutamente no, in questo caso, perché comunque è sempre uno zucchero che viene assorbito con un trasportatore differente rispetto a quello del glucosio, la velocità di assorbimento è simile e tutto ciò a lungo andare, ecco, introducendo fruttosio come quello ad esempio che vediamo soprattutto nelle merendine sotto forma di sciroppo di fruttosio, ecco, questa forma concentrata di fruttosio il nostro organismo non è stato creato per sopportarla e quindi significa che va a stimolare la sintesi di grassi a livello epatico inducendo steatosi nel tempo e anche insulinoresistenza. Quindi è qualcosa che sconsiglio anche l'utilizzo del fruttosio. La stevia, ovvero questi glicosidi steviolici, questi composti che sono estratti da questa pianta di origine boliviana, sembrano avere un sapore circa 300 volte maggiore rispetto allo zucchero convenzionale senza dare effetti sui livelli glicemici e insulinici, quindi può essere un'opzione. Molti purtroppo non la sopportano per il retrogusto anice-liquirizie che dà e che conferisce al caffè per esempio, ma non è che deve essere utilizzato unicamente nel caffè, può essere utilizzato ad esempio per fare dolci o nelle tisane dove magari il retrogusto si sente un po' meno. Alcune bibite gassate sono con la stevia, se non erro, sì, famose. Sì, esatto, però ecco, anche il fatto delle bibite gassate spesso porta a effetti non positivi, perché quando si pensa a introdurre questi zuccheri, tra virgolette non zuccheri, tramite bevande, tramite dolci, c'è una sorta di effetto di compensazione messo in atto a livello cerebrale, fisiologico, questo sono studi a dimostrarlo, dove si tende a mangiare di più. Nel senso, ok, è salutare, ma allora quasi quasi ne prendo un'altra fetta. Oppure due bicchieri invece di uno. Esatto, quindi è sempre una questione di educazione, di equilibrio, di mindfulness, la chiamano negli Stati Uniti, una consapevolezza. L'eritritolo, infine, giusto per chiudere il quadro, può essere un'altra alternativa, è un poliolo, è un alcol, zucchero, che sembra dolcificare anche, è estratto dalla frutta, da frutti tipo le pere, sono ricche di eritritolo, senza dare un picco glicemico come quello del glucosio, del saccarosio. Quindi diciamo l'eritritolo è una scelta migliore, fermo restando che è sempre bene non esagerare, perché un consumo eccessivo può avere sempre effetti negativi. Cibo e infiammazione, che relazione c'è, che rapporto c'è? L'infiammazione, questa è un'altra domanda, è un altro topic molto interessante, in quanto l'infiammazione di per sé è un processo comunque fisiologico dell'organismo contro agenti esogeni o contro agenti endogeni, quali può essere ad esempio un danno cellulare o tissutale. Però ecco, quando l'infiammazione diventa cronica, quando cronicizza, nella famosa infiammazione di basso grado, può essere un danno per l'organismo quando perdura nel tempo, tant'è che gli studi mostrano come questa infiammazione di basso grado sia associata a un maggiore rischio di condizioni cardiovascolari, di condizioni croniche. E il cibo può influire sia positivamente che negativamente. Ad esempio è stato visto come cibi ricchi di grassi saturi o di zuccheri sono in grado di aumentare anche nel breve termine, quindi nelle ore successive al consumo e all'introduzione di questi alimenti, a maggiori livelli di infiammazione, in particolare a maggiori livelli di proteina C reattiva e di interleuchina 6, che è un noto marcatore di infiammazione nel nostro organismo, mentre ad esempio ci sono altri alimenti come gli acidi grassi monoinsaturi e poliinsaturi dell'olio extravergine d'oliva o dell'avocado che sono associati a una riduzione dei livelli di infiammazione. Stessa cosa per quanto riguarda i frutti rossi o i mirtilli,
I mirtilli, ad esempio, sono associati a una riduzione dei livelli di interleuchina 6, quindi sembra che siano associati a contrastare proprio i livelli di infiammazione. E poi abbiamo anche alcune spezie, lo zenzero, per esempio, che è tipica perché contiene il 6-gingerolo, che è un composto dalle note proprietà antinfiammatorie, e sembra che l'introduzione di zenzero sia associata comunque nel tempo a una riduzione dei livelli di infiammazione dell'organismo. Stessa cosa per quanto riguarda la curcumina, della curcuma, la spezia gialla tipica indiana. Bene, la curcumina sembra esplicare un'azione antinfiammatoria. Anche a livello cerebrale, questa anzi è una curiosità, la curcuma è una spezia indiana. In India epidemiologicamente sono stati rilevati i più bassi tassi di Alzheimer del mondo e in India si mangia tanta curcuma. Gli studi evidenziano come la curcumina sia in grado comunque di attraversare la barriera ematoencefalica esplicando azione antinfiammatoria a livello cerebrale. Però il problema qual è? È che la curcumina è poco biodisponibile. Mangiando curcuma, utilizzando la curcuma, se ne assorbe veramente poca, però esistono dei trucchi che sono spiegati comunque da studi in grado di aumentare la biodisponibilità. Se può essere utile, insomma, a qualcuno, ecco, l'unione del pepe nero con la curcuma sembra aumentare di oltre 1000 volte l'assorbimento e la biodisponibilità della curcumina. Insomma, questo perché la piperina che è contenuta nel pepe nero sembra bloccare l'enzima di metabolizzazione della curcuma a livello epatico e la fa circolare per più tempo nel nostro organismo. Insomma, ho capito che per vivere bene e a lungo bisogna copiare la gente di Nicodera, la gente di Okinawa, gli indiani per quanto riguarda il tenere lontano l'Alzheimer. Insomma, fare un po' un mix di queste alimentazioni e questi trucchi e andare dal nutrizionista. E si riescono a dribblare malattie e patologie. Daniele Basta è anche un nutrizionista che segue il mondo dello sport, il mondo del calcio in particolare, in collaborazione con Cosenza Calcio da anni ormai. Non parliamo di atleti agonistici, lasciamo a loro la loro dieta di pollo, pasta integrale, eccetera, eccetera, ma andiamo invece su chi fa sport come amatorialmente, insomma, il giocatore di calcetto, calciotto, di padel adesso, insomma, come bisogna nutrirsi, come, quando e perché? Beh, allora, in maniera molto generale è fondamentale un'alimentazione sana sia per mantenere lo stato di salute, ma anche in ottica di prestazione atletica. Diciamo che per quanto riguarda tipologie di macronutrienti, micronutrienti, bisogna un po' rifarsi a quello che è l'esigenza generale dell'organismo, quindi avere un'idea della composizione corporea, l'esigenza energetica, quindi quanta magari massa muscolare c'è, quanta massa grassa c'è, in modo da avere anche dei risultati da raggiungere in ottica di miglioramento della composizione corporea e quindi di conseguenza della prestazione atletica. Sta di fatto che sconsiglio di effettuare questo sport a livello amatoriale a digiuno, soprattutto quando l'intensità è elevata, ma effettuare sempre un pasto pre-allenamento. Almeno 2 ore prima? Almeno 2 ore e mezzo prima, poi dipende da quello che si va a mangiare. Deve essere comunque un pasto caratterizzato da carboidrati a lento rilascio, per esempio del pane integrale, della pasta integrale, del riso integrale, in modo che poi questo glucosio possa rimanere in circolo per più tempo e dare migliori prestazioni atletiche. Poche proteine di buon valore biologico, come può essere uno yogurt greco, come può essere ad esempio del tonno al naturale, pochi grassi, in quanto i grassi purtroppo vanno a rallentare lo svuotamento gastrico, quindi allungano anche i tempi di digestione e quindi tutto ciò può essere controproducente quando si effettua l'esercizio fisico. È bene anche prestare attenzione al post-esercizio in ottica di recupero muscolare,
perché molti ecco, che fanno la partitella e poi magari aspettano ore e ore prima di andare a effettuare il pasto principale. Anche perché a volte passa l'appetito con l'attività sportiva, non è detto che viene Quando più l'intensità è fame. elevata, sì, sembra che ci sia una riduzione dell'appetito in molte persone, però questo significa dover aspettare per introdurre qualcosa, perché in quel caso l'organismo necessita energia e necessita carboidrati, quindi e anche proteine per promuovere un migliore recupero muscolare. In particolare nelle 2 ore subito dopo l'esercizio fisico è la finestra migliore per promuovere un maggiore riempimento dei depositi di glicogeno epatico e muscolare, che è la vera e propria E quindi benzina. cosa bisogna assumere? Carboidrati Carboidrati. ad elevato carico glicemico. Ecco, forse è l'unico momento in cui consiglierei le gallette di riso, almeno per chi è sportivo, amatoriale, oppure anche una banana matura, quindi un po' più zuccherina, della frutta, abbinata comunque a una fonte di proteine nobili, quale yogurt greco, ad esempio, oppure a un pasto completo, ad esempio fatto di primo o del pane con un secondo di pesce, anche perché le proteine che sono presenti nel pesce sembrano essere più biodisponibili rispetto a quelle che sono presenti nella carne. Quindi, quando parliamo di pesce parliamo di pesce azzurro, spigole, orate, alici, esatto, che inoltre sono anche un veicolo di vitamina D, di iodio, di ferro e soprattutto di omega 3, perché anche gli omega 3 svolgono un ruolo importante nel recupero muscolare, in quanto sembrano stimolare anche, contribuire allo stimolo della sintesi proteica muscolare, quindi gli omega 3 sono anche importantissimi. Perfetto. Grazie a Daniele Basta, nutrizionista. Chiudiamo qui questa puntata di salute e prevenzione dedicata all'alimentazione. Vuoi dare un ultimo consiglio ai nostri telespettatori? Evitate il fai da te, cercate di comprendere il vero valore di un'educazione alimentare sana da ora in poi, senza darvi un limite. E soprattutto consumate anche calabrese, che abbiamo detto che... Sì, assolutamente sì. In Calabria abbiamo dei prodotti eccezionali e dobbiamo sfruttare i prodotti della nostra terra. Grazie Daniele Basta, Salute e Prevenzione torna fra una settimana. Arrivederci.